valuteranno una volta, poi si voterà e rimarrà quello il regolamento. No, è un regolamento interno. Il fatto tra l'intercomunale, cioè tra tutti i sindaci di tutti i comuni. Se il sindaco vuole aggiungere qualcosa? No, allora, fatto dall'ultimo inciso, la norma mi pare abbastanza chiara, perché nel momento in cui l'articolo 9, comma 3 fa riferimento a un apposito regolamento interno, chiaramente non fa riferimento al regolamento del Consiglio Comunale, per cui il regolamento non viene portato all'attenzione del Consiglio Comunale. È evidente che prima del percorso da fare da parte dell'Assemblea dei Sindaci che andrà a trovare questo regolamento ci sarà, lo ritengo un altro necessario, un'informativa di giunta all'interno della quale il regolamento passerà, non so se si andrà in delibera di giunta, certamente il passaggio in giunta farà parte, però non è un regolamento comunale, quindi non viene posto all'attenzione del Consiglio Comunale. Ci sono altri interventi? Bene, allora passiamo al quarto. Chiedo scusa. Votiamo per la delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Mettiamo subito l'immediata eseguibilità. Non so. Bene, approvata. Nove voti favorevoli e 7 astenuti. Bene, passiamo al quarto punto del giorno. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 della Causa del Patrimonio. La relazione all'assessore Minoia. Buonasera. Buonasera a tutti i consiglieri e al pubblico presente. L'articolo 24,3 dello Statuto della Causa del Patrimonio SRL, come modificato a seguito della deliberazione consigliare numero 14 l'11 marzo 2008, il quale prevede che ai fini del controllo analogo alla proposta di bilancio della società deve essere sottoposta all'approvazione da parte dell'organo competente dell'ente pubblico titolare del capitale sociale. Preso atto che la proposta di bilancio 2013 della Causa del Patrimonio SRL, acquisita al protocollo dell'ente in data 21 maggio 2014, con protocollo 17324, costituente l'allegato alla presente deliberazione, evidenzia: primo, un risultato di esercizio complessivo positivo per euro 5.568, un valore di produzione ammontante a euro 2.055.803. Il risultato al netto delle imposte finanziarie straordinarie positivo per euro 436.256, un patrimonio netto di euro 5.510.949, un indebitamento complessivo al 31 dicembre 2013 di euro 12.711.304. Preso atto altresì dei contenuti della nota integrativa al bilancio di esercizio redata in conformità all'articolo 2427 del Codice Civile, vista la relazione del collegio sindacale rilasciata in data 19 maggio 2014, preso atto altresì della nota del Presidente del Collegio Sindacale datata 8 maggio 2014 relativa al riscontro del saldo debitorio e creditorio della società nei confronti del Comune di Caorle, dalla quale risulta un credito della società risalente al 2010 che viceversa non trova riscontro nelle scritture contabili del Comune, ritenuto che tale situazione non infici l'approvazione del bilancio di esercizio, ferma rimanendo la necessità di ulteriori approfondimenti che sono in corso, tanto premesso, si propone al Consiglio Comunale
comunale di deliberare di approvare il bilancio dell'esercizio 2013 e relativa nota integrativa della Cavour Patrimonio SRL nel testo costituente allegato alla presente deliberazione al fine della successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci nei termini di legge. Non so se ci sono 20. Se ci sono degli interventi, prego consigliere capogruppo Teso. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Assessore, le chiedo, per quanto concerne la Cavour del patrimonio, numero di lezioni dei conti, sono 3 o no? Collegio sindacale. Nel collegio sindacale, del fatto che non ne faccio parte, quindi è un'interrogazione. No, le chiedo per sapere un attimo sulle spese se c'erano. Pensavo, visto che è così documentata, forse dovrebbe saperlo anche lei, non lo so. Io le rispondo che la domanda è perché sono diventata come sì, perché credo che sia preparato, perché comunque è l'assessore di riferimento, però se non mi sa dare la risposta non si preoccupi, chiederemo la prossima senza alcun tipo di problema, abbiamo capito. È un collegio di 3 membri. So, qua c'è anche, mi sembra. Mi scusi Assessore, la mia domanda era relativa al numero 3, se poteva essere ridotto per tagliare le spese o seppure si mantiene quei 3, questo lo chiedevo, niente altro. Voglio sapere, era per una riduzione dei costi visto che siamo in quell'ottica, questo basta. Ho capito. La domanda eventualmente si prenderà in considerazione anche questa eventualità. Per adesso il collegio è formato da 3 membri e si ritiene per adesso di continuare, poi si vedrà altrimenti. Grazie Assessore. Prego capogruppo Zanoni. Scusi, ma mi permetto di inserirmi in questo dibattito per dirle quello che è emerso anche nell'ultima commissione che è stata fatta, quindi mi permetto di rispondere io dicendo che i componenti del collegio sindacale sono 3, il loro costo è di 21.000 euro all'anno, quindi sarà la nostra premura rimediare a questo, non possiamo dire, fardello che ci siamo trovati nella precedente amministrazione, come certamente riducendo il numero di componenti che obbligatoriamente dovrebbe essere 1, ma se noi riusciamo a cambiare anche lo statuto della Cavour del Patrimonio potremmo anche risparmiare la presenza di un solo rappresentante del collegio sindacale. Quindi sarà la mia premura come capogruppo del mio gruppo portare avanti questa iniziativa. Prego capogruppo Teso. Ringrazio il capogruppo Zanon per la sua pronta risposta al pronto intervento comunque. Prendo atto che sarà proprio la volontà sua e del suo gruppo quella di ridurre. La mia era una domanda perché comunque si è in ottica di riduzione della spesa, questo lo prevede la legge. Non ho parlato di fardelli o quant'altro, ho fatto una domanda. Prendo atto che lei, componente della commissione nonché capogruppo, si prenderà l'onere e il merito di fare anche questa cosa. Ben venga. Volevo sottolineare il fatto che dobbiamo rimediare a tanti pasticci che sono stati combinati precedentemente. Vede capogruppo Zanoni, è stato assessore e poi è stato membro della minoranza. Ad oggi si trova membro di una maggioranza neanche eletta dal popolo, mi consenta la battuta. Sembra che tra di noi sono pochi non sono stati assessori, mi pare che anche lei sia stata assessore dei lavori pubblici, non si sia accorto. Terminiamo qua, altrimenti Erano state dibattute con il capogruppo Zanoni. però qua stiamo lavorando, quindi Vai partire il capogruppo Zanoni, prende il capogruppo. grazie capogruppo Teso. Mettiamo ai voti. Chiedo scusa, consigliere Zanoni. C'è l'abitudine di portare tutto il papito nazionale
penso che ogni delibera abbia il merito e il valore quello che andiamo a deliberare. Mi sembra un po', non dico mai in causa dell'assessore al bilancio, chiaro per il fatto che si parla di soldi. Devo anche portare l'attenzione di questo Consiglio Comunale, anche di chi è presente, che la gestione della Cava del Patrimonio è una gestione fiduciaria del sindaco come presidente della Cava del Patrimonio. Quindi ci sono delle attività che riguardano d'accordo anche le maggioranze. Sotto questo aspetto il sindaco fa un rapporto fiduciario e di collaborazione con il presidente propone una iniziativa e essendo partner di maggioranza l'amministrazione comunale attraverso il sindaco assume degli impegni e delle decisioni in merito. Quindi sotto questo aspetto è giusto dare il quello che proprio per questo io vorrei capire perché sinceramente la decisione, me ne ricordo, ero anche capogruppo, il passaggio dal presidente al presidente, il sindaco convocando il nuovo presidente che faceva parte allora commissione consiglio di amministrazione. Una delle cose che si è sentito di dire era quello di chiedere una riduzione dell'emolumento, chiamiamolo così, al Presidente. Devo dire che il Presidente ha accettato questo tipo di condizione, capendo anche quelle che erano le situazioni credo che il Sindaco possa, condividendo la cosa anche con la maggioranza, anche con il Sindaco e con la maggioranza stessa. Volevo chiedere, sotto questo, sulla gestione balza all'occhio immediatamente un dato, che è quello del PIP di ottava presa. Il PIP di ottava presa nel 2012 aveva mosso il bilancio, nel 2013 non ha mosso bilancio. E sostanzialmente questo è un punto che riguarda anche l'amministrazione precedente, però è un problema che sostanzialmente su cui dobbiamo confrontarci come Consiglio Comunale, ma come città. È chiaro ed è specifico, sostanzialmente la crisi economica non permette l'acquisto dei lotti. Diciamo che nel 2013 c'era la crisi economica, non è nemmeno corretto dire andiamo a ridurre e a scontare, a regalare i lotti, perché non è neanche corretto nei confronti di chi li ha stati, ma questo è un argomento che meriterebbe di essere affrontato, ma sicuramente anche di essere valutato nel tempo, perché il PIP, io mi ricordo che era nel mio primo mandato allora assessore, quando c'era Gino Moro, che ha voluto attivare, sapendo di avere il PIP già a San Giorgio di Vivenza, ho voluto attivare l'assessore allora che era io, l'ho portato avanti e questo ci troviamo a doverlo affrontare. E bene il fattore positivo dei 5.000 euro, ringrazio il Presidente della Cava del Patrimonio che riducendosi lo stipendio o accogliendo l'iniziativa del Sindaco nel ridurlo ha fatto sì che il bilancio si chiudesse in positivo. Ultima questione che volevo rilevare, non mi tornava tanto, però adesso io poi non mi ricordo, nei ricavi delle singole voci c'è la Bafide e dai ricavi mi risulta, se i ricavi dipendono da queste due voci,
la gestione del parcheggio ex partire e la locazione degli immobili, che dovrebbe, dati che io procurare 280.485 euro, però mi risulterebbe un'altra parte che i ricavi da parte della partire siano intorno ai 400.000 euro. Quindi non so se il Presidente, però non ho la pagina, vi devo dire che per quello che riguarda la ripartizione dei principali ricavi, vedo gestione parcheggio ex partire 154.393, la locazione degli immobili 126.092, non so se ci siano altre voci che vanno a concorrere ai ricavi che dovrebbero essere di più. Non so se sono quelli o se sono di più. Ok, facciamo rispondere direttamente al sindaco. Prego, sindaco. Sì, sulla questione PIP, insomma, è stata messa in evidenza dalla relazione del collegio sindacale cosa è successo e quindi è stata particolarmente valorizzata, quindi vi invito insomma a leggere, non ho avuto tempo di leggere la relazione. La questione dei ricavi non ne so rispondere, quindi se l'amministratore che è in sala vuole venire a riferire in ordine a questo punto può avvicinarsi al banco del Presidente. Signor Manisato. Sì, grazie. Buonasera signor. Pronto, però? Sì. Pronto. Sì, pronto. Questo funziona. Buonasera a tutti, buonasera sindaco. La differenza, lo scherzo, non riguarda la parte della locazione della piazza. La differenza non torna ai conti. Volevo chiarire invece il fatto delle regioni di conti, che io lo so perché l'amministratore stanno, dopo l'approvazione del bilancio, hanno incontrato le regioni. Se prima permetteva per le regioni, oggi non c'è anche uno. La settimana prossima incontrerò il sindaco e poi valutare come cosa può fare. Sicuramente potremo dare. Prego, capogruppo del giorno. Ecco, per chiarire al capogruppo Zanon che la mia domanda era finalizzata a questa, quindi è proprio motivo di leggere e non la sua volontà. Comunque, grazie. Sì, capogruppo Zanon. Se voleva dire che si era preparata la domanda e anche la risposta, oppure no? Ci sono altri interventi? Grazie Presidente. Allora io ho un paio di domande sul punto in questione, sul punto in discussione. Innanzitutto in delibera nella relazione di revisione dei conti si legge che vi è un saldo debitorio. Nel saldo debitorio creditorio della società la società risulta vantare un credito nei confronti del comune risalente ancora al 2010 e
però in base alle scritture contabili del comune non vi è riscontro di questo credito. La domanda è, visto che sono passati ormai 4 anni, a quanto ammonta questo credito, a che tipo di attività è riferito e se ad oggi, diciamo, quando è stato depositato, immagino che la questione sia in discussione da qualche tempo. In ogni caso, se prendiamo questo ultimo bilancio che dovremmo approvare, il bilancio è stato depositato, protocollato il 21 di questo mese, oggi siamo il 29, quindi c'è stato, spero, tutto il tempo per fare i necessari approfondimenti e chiedo anche all'assessore al bilancio del Comune se è stata fatta chiarezza su questo punto, perché a nostro avviso, al contrario di come viene affermato che questo punto non inficia la possibilità di approvare il bilancio, dal nostro punto di vista invece è una questione che merita di essere adeguatamente approfondita. Non mi servo poi di fare anche altre domande. Io rispondo del consigliere Paolo. Sì, questo credito si chiama, e noi come detto lo mettiamo a bilancio, riguarda nel termine del 2010 del verde. Praticamente è stato pagato un mese in meno riguardo il verde. L'abbiamo sempre messo come credito, l'abbiamo sempre messo a bilancio, così stiamo valutando con l'amministrazione per trovare una soluzione per questo credito. 47.000 euro circa. Quindi mi pare di capire la risposta del Presidente Sarto che ad oggi però non c'è ancora non è stata trovata una via d'uscita a questo credito che è il contenzioso, diciamo, tra comune e patrimonio. Chiamarlo contenzioso mi sembra una parola un po' grande. È un credito che noi facciamo al comune e stiamo valutando come sarà fatto un attimino. Convinto non c'è la disponibilità, oggi vediamo la soluzione. Sì. Prego, Presidente. Vabbè, ritengo la risposta non soddisfacente anche perché quando si approva un bilancio ogni voce del bilancio dovrebbe avere essere chiaramente avere una completa trasparenza e una completa anche, visto che qui c'è una compresenza tra parte dirigente della Camera del Patrimonio, della società patrimoniale e c'è una presenza anche del socio unico, ci piacerebbe avere delle risposte chiare ed esaustive, visto che appunto la questione risale a 4 anni fa, c'è stato credo tutto il tempo per verificare se il credito era reale e degno di essere ripagato dal Comune e così come c'è stato, crediamo, sufficiente tempo in questi ultimi 8 giorni per eventualmente fare gli ultimi necessari approfondimenti per capire se il credito c'è ed è vero, allora il Comune lo deve in qualche maniera onorare. Se invece il credito non c'è, allora vorrà dire che il patrimonio dovrà aggiustare il proprio bilancio alla prima occasione. Però, voglio dire, è abbastanza imbarazzante per noi trovarsi a non ottenere risposte sul punto che relativamente anche semplice, forse così semplice non è perché la risposta non è arrivata. Prego, Presidente. Cioè, le posso garantire che stiamo valutando questo credito, perché di credito si tratta, e posso garantire che entro il 2014 questo credito verrà dato per l'amministrazione. Non è una... Presidente, non so che lei sta facendo i conti in tasca a qualcun altro, questo vorrei sentirlo dire dall'amministrazione.
ne stiamo parlando della stazione. Sì, immagino che ci sia un dialogo, ci mancherebbe altro, visto che... Ci sono altri interventi? Sì, finisco le mie domande. Poi una domanda rispetto nella documentazione relativa al bilancio che ci è stata consegnata. C'è alla voce crediti in contenzioso c'è un importo di 63.878 euro che è rimasto invariato nel corso del 2013. All'inizio dell'anno era 63.000, a fine anno è rimasto tale. Allora, anche qui la domanda è a cosa si riferiscono questi crediti in contenzioso e come mai appunto il 2013 è trascorso senza che vi fosse una riduzione di questi crediti. Poi, ulteriore domanda. Si è parlato prima del collegio dei revisori dei conti e del costo della Camera del Patrimonio, un costo relativamente importante e anche noi concordiamo sull'opportunità e sulla necessità di ridurre in termini di legge, come succede per il bilancio del Comune, se è possibile applicare una riduzione del collegio sindacale anche nel caso della Camera del Patrimonio, sempre in un'ottica di un migliore utilizzo delle risorse disponibili. Però ho una domanda che riguarda invece tutta la parte della contabilità della Camera del Patrimonio, quindi anche la parte degli stipendi del personale. Non so da chi sia, la domanda è a quale società, a quale studio la Camera del Patrimonio si appoggia e quale sia il costo di questo servizio. Grazie. Prego, Presidente. Per quanto riguarda il contenzioso di 63.000 euro che le diceva Sanapri un momento fa, riguardano delle utenze pagate dalla Camera del Patrimonio spettanti all'amministrazione che riguardavano anche la profile. Abbiamo già chiarito e sono già stati rimborsati anche questi utenze. Secondo, per quanto riguarda la medicina dei revisori, doveva sapere se i revisori fare il taglio dei revisori oppure le cose devono dire. Il costo del personale, il costo dei revisori. No, i revisori dei conti era solo per dire che siamo sulla stessa posizione espressa dal capogruppo Zanon. Il collegio dei revisori dei conti anche a nostro avviso va in qualche maniera ripensato in un'ottica di un risparmio delle risorse. No, io parlavo di un'altra questione, tutta la contabilità della Camera del Patrimonio. Ah, ok. Domanda quella dei revisori, quest'anno lo dicevamo prima, del contratto. Però noi possiamo fare, il sindaco che è socio unico di maggioranza può fare il taglio, tenerne uno, poi se la legge lo permette anche no, e anche uno voleva. Oggi si costano 21.000 euro più 2.000 euro di spese di spostamento, perché paghiamo lo spostamento da quella parte, se non fare uno, solo desiderare il sindaco come per una cosa. La settimana prossima incontrerò il sindaco per discutere di questo argomento. Quest'anno scade il contratto dei soldi. Sarei curioso anch'io di sapere, però adesso come una domanda che ho fatto poco fa, si è preparato una risposta, vorrei dire. Come la domanda che ha fatto la seconda che ha fatto il consigliere Paolo, questa contabilità, fino al 2013 la contabilità del centro del lavoro e delle buste paghe dei dipendenti erano affidate allo studio di Leonardo. Un costo di 8.600 euro annuo. No, nel 2013, nel 2013 poi è stato scambiato il commercialista, prima conglomato sia il costo del lavoro ma il salista.
può sapere ufficialmente chi è, oppure cosa. Sì, ho fatto una richiesta dall'amministratore, dalla Camera Patrimonio, con dei servizi richiesti dall'amministratore, e c'è due chiamate lo studio quando viene stato. Con un risparmio di 108.000 euro. No, scusa, posso? No, non ho ben capito la risposta. Allora, Presidente Sarto, lei dice nel corso del 2013 la contabilità, le buste paga è stata svolta dal consulente del lavoro studio di Leonardo per un costo di 8.500 euro. La contabilità delle buste paga in studio di Leonardo, commercialista del dottor Pini che è qui presente. Ok. 2013, fino al 2013. 2014 è stato concordato lo studio commercialista con consulente del lavoro, un'unica sede. Ho fatto la offerte ai due professionisti del posto, ce l'ha giudicato il signor studio Emanuele Sarto. Emanuele Sarto intendiamo l'ex sindaco Marco Sarto. Emanuele Sarto, sì. Ok, ma chiedo al Presidente e eventualmente anche a chi conosce meglio di me le normative. Si ravvisa in questa circostanza, cioè il fatto che una società interamente proprietà del Comune di Carle si appoggi per la contabilità ad uno studio contabile e di consulente del lavoro che è costituito anche dall'ex sindaco, cioè questo non si configura come conflitto di interesse, ci sono norme che permettono questa possibilità oppure ci sono norme che prevedono un intervallo di tempo tale per cui tempo che deve trascorrere da quando cessa la carica dell'amministratore prima di poter svolgere un'attività per conto del comune amministrato, per conto di una partecipata di cui è proprietario il comune amministrato. Consigliere Paolo, io non vedo nessun conflitto di interesse. Ho fatto un'offerta di buste chiuse e c'è una delibera, una valida delibera, amministratore, vedo dove sia la continuità del fatto qualche altra cosa che intende lei. Poi il tempo di strada sono messo. Sono vari Sì, immagino che non metto in dubbio la regolarità della gara e dell'assegnazione. Chiedo scusa, ma stiamo andando fuori dall'argomento adesso. Se si vuole una risposta più precisa, magari vediamo se il sindaco può spiegarla meglio. Eravamo nell'approvazione del bilancio, siamo entrati in un altro argomento. Siccome stiamo parlando di come vengono spesi i soldi e gli incarichi, le consulenze, si è fatto di revisione dei conti e penso che sia pertanto legittimo poter parlare anche di incarichi. Comunque, Presidente, solo per qui concludo, solo per osservare che di certo non mi pare sia stata una mossa opportuna sotto il profilo dell'opportunità. Sotto il profilo dell'opportunità assegnare un incarico ad una società che appartiene anche all'ex sindaco. Poi io chiedo che vengano verificate, lo chiedo alla segreteria generale, lo chiedo all'amministrazione comunale nel suo insieme, vengono verificati se vi è l'esistenza di profili di conflitto di interesse. Perché io non metto in dubbio la sua cultura giuridica, Presidente Sarto, però su una cosa così delicata io chiedo che venga fatto un approfondimento. Grazie consigliere. Capogruppo Zalone. Volevo anch'io riallacciarmi un attimo a quello che ha detto il capogruppo Favero e fare un'altra domanda, cioè si dice che, anzi è certo, che il socio unico della Camera del Patrimonio è il Comune di Stato. Quindi quando si prendono delle
decisioni a livello di tavola del patrimonio, esiste un collegamento anche con la giunta, il sindaco e l'amministrazione comunale anche nella sua maggioranza, visto che come capogruppo ne faccio parte da un po' di tempo anch'io, queste scelte vengono prese autonomamente. Cioè quello che voglio chiedere è se la scelta di questo nuovo studio di d'abilità per quanto riguarda il tavolo del patrimonio è stata una decisione che è stata presa autonomamente dal tavolo del patrimonio, c'è stata condivisa anche col sindaco. No, ma non c'è nessun problema. Se ne abbiamo udito di un anno fa, io sarei proprio con la mia volontà di vedere l'Italia per i servizi che manteniamo, facendo dei valori. Poi se si aggiudica lettera del comandante in base alla mia richiesta inizionario, come oggi dovremmo discutere per l'Italia dei soli, oppure se dovremmo un accordo per l'Italia e poi per tenere loro. Questo è quello che si deve mettere adesso. Ci sono altri interventi? Prego per il gruppo Teso. Solo per dire che comunque credo che il tratto di cavo del patrimonio, l'abbiamo visto capogruppo Zanon anche nello scorso consiglio, sempre comunque controllato dal sindaco, che è persona credo ben competente in materia per quanto riguarda, e questo mi riferisco anche al consigliere Paolo in materia oltre che legale anche altro. Ma non entro in merito di questo, io solo pongo una domanda a lei che non deve essere né una battuta o quant'altro, perché lei è pronto sempre, è stato pronto negli altri consigli come lo sono stata pronta io magari a criticare quant'altro. Le ricordo che ad oggi lei può venire in consiglio secondo me a fare certe domande, perché lei oggi è all'interno della maggioranza, quindi io pensavo che lei queste cose, visto che prima ha detto che era in commissione perché l'assessore Minoia non rispondeva, le potesse verificare anche prima magari, perché mi sembra sia lei un po' più spaesato di noi, che magari i documenti li abbiamo visti qualche giorno fa. E chiudo, Presidente, mi scusi e la ringrazio. Grazie. Non ci sono altri interventi? Ok, lascio la parola un momento al sindaco. Allora, per la questione relativa al credito da fatturare mettere, io ho fatto richiesta scritta di quei riferimenti e mi do lettura insomma della concisa risposta che mi è stata data. In sede di verifica annuale della situazione da avere tra partecipante e controllante, il collegio sindacale della società ha rilevato l'esistenza di un credito per fattura da emettere dell'importo di 40.000 euro risalente al 2010. Nonostante il credito notato risalga al 2010, in occasione della chiusura del bilancio degli scorsi esercizi, questo credito non è stato fatto rilevare, previsione anche della fattura. La società patrimoniale oggi dimentica il pagamento di questa quota che si riferisce alla mensilità di gennaio 2010 relativa all'appalto per la manutenzione del bene. Poiché non risultano fatture e comune normativamente alle contabilità, che adesso stiamo facendo degli approfondimenti su questo argomento del contratto di appalto, fuori il contratto di appalto, si è trattato di una fatalità esterna al contratto di appalto, bisogna chiarire la questione. La questione non è facile perché si tratta di un progetto di cui io non ho amministrato e quindi stiamo facendo le funzioni. Per quanto riguarda la riduzione dei componenti del collegio sindacale, concordo con gli interventi di coloro che hanno sostenuto la proposta che il collegio sindacale vada ridotto e vada dato a un revisore, a un sindaco unico. Il problema è che ci sono dei contratti da essere, contratti che non prevedono la revoca ad ultimo dei documenti del collegio sindacale, ma che prevedono che si possono revocare solamente in presenza di gravi motivi, e certamente il fatto del flattaio non è un grave motivo constato dalla legge con la possibilità di farlo in questo momento. Però è una questione che prende
avesse di stretto diritto l'aver affidato, seppur con una gara privata, perché non è evidenza pubblica, allo studio Bartolini è stato per incarico semplicemente per il fatto che lo studio è chiamato a esercitare un'attività professionale in riferimento a un esercizio finanziario per la quale nessuno dei componenti dello studio esercitava funzioni di amministratore, quindi non vedo un'incompatibilità. Non entro nel merito dell'inopportunità di affidarlo, anche perché il sindaco non è stato coinvolto in questa scelta, non è stato coinvolto neppure sulle modalità di quella gara informale, per cui vengano le verifiche da parte della segreteria se la questione è stata cristallina, se è stata corretta, se si è trattato di un atto legittimo. Concludo anche dicendo sul rapporto di collaborazione tra l'amministratore unico della Camera del Patrimonio e il sindaco, che c'è stata ampia collaborazione con l'amministratore unico fino al mese di novembre dello scorso anno, dopodiché questa è cessata e non c'è più volontà del sindaco, per cui anche questo sarà oggetto di approfondimento, ma in una fase molto più alta e ampia che è di restyling della Camera del Patrimonio, al quale stiamo portando a Dio. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Allora, mettiamo ai voti il quarto punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Mettiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 8. Bene, il punto è approvato. Signor capogruppo Marchesani chiede la parola al dottor Marchesani. La chiedo in riferimento al prossimo punto dell'ordine del giorno, le commissioni consigliari, la nuova nomina. La riunione di capigruppo dell'ultima fatta è emersa appunto la linea di effettuare un'unica votazione per tutte e tre le commissioni, in modo da sveltire, diciamo, quella che è l'iter burocratico. Volevo sapere dal capogruppo Teso, dal capogruppo Polin, che hanno evidenziato i nomi dei due consiglieri che fanno alla minoranza. Il capogruppo Teso. Allora, noi volevamo più che altro chiedere, perché poi in commissione non c'è stato, neanche in commissione capigruppo, conferenza capigruppo, se si ricorda, erano state fatte delle domande che però era un attimo da capire. Queste commissioni, io glielo chiedo capogruppo, ma in funzione di quello che è poi l'esito finale, la proposta vostra di aumentare da 3 a 5 ha anche un aumento di spesa dei commissari, dei membri della commissione, sì o no? Posso rispondere? Sì, prego capogruppo. Noi abbiamo fatto i conti, non c'è nessun aumento di spesa, vi spiego subito perché. Le commissioni per 3 erano 3 consiglieri che facevano parte della commissione, nessuno era assessore. In queste commissioni rimangono 3 i consiglieri che hanno diritto al gettone, cioè quelli non assessori, perché il contributo che ha l'assessore è onnicomprensivo anche delle commissioni, quindi non hanno diritto a nessun contributo. Quindi 3 erano prima, 3 rimangono adesso con diritto al gettone, quindi la spesa rimane invariata.
nel senso, lei mi dice che prima gli assessori non fanno parte delle commissioni, giusto? Ci saranno i 3 consiglieri che avranno un gettone di presenza, un gettone prima. Gli assessori non facevano parte della commissione. Nell'attuale formazione dei 5 componenti all'interno delle commissioni ci sono anche gli assessori, perché non è incompatibilità, almeno non mi risulta che sia incompatibilità con la presenza di un assessore all'interno di una commissione. Sì, però la domanda mia è: 5 consiglieri all'interno, 3 della maggioranza, magari se ci aiuta il segretario anche 3 della maggioranza e 2 della minoranza. Allora, i 2 consiglieri di minoranza, che saranno poi decisi dai gruppi, hanno un costo perché dovete corrispondere un gettone, vero sì o no? Quindi mi sa dare anche l'importo in cena. 20 euro. No, 20 euro a seduta, giusto? Deve esserci 3 sedute. Quindi sì. Esatto, e però vanno dati anche i 3 della maggioranza, no, riconosciuti, come no? Se non sono assessori? Sono assessori, hanno diritto al gettone. Ecco. Ma se sono assessori non hanno diritto al gettone. Come che nella composizione dei 3 nominativi spettanti alla maggioranza, in ogni commissione sono previsti 2 assessori e 1 non assessore, quindi rimane un gettone solo, 3 della maggioranza. Poi Il capogruppo, che sono? chiedo al capogruppo sempre Marchesan, poi non so se vogliono intervenire anche i consiglieri e comunque dopo lascio la parola anche al capogruppo Torin per poi arrivare alla... le chiedo naturalmente rimangono, cioè vengono fatte le nomine dei 5 consiglieri, giusto? E la nomina dei presidenti delle commissioni che verranno successivamente fatte, sì, non questa sera. Bene. Quindi 2 membri alla minoranza, ai 2 gruppi consigliari, e voi come espressione di un'unica maggioranza o dei 3 gruppi di maggioranza che siete? Come espressione dei 3 gruppi di maggioranza che siamo. Quindi il capogruppo Zanon farà la nomina del suo, o lui non so, quindi del suo assessore, l'assessore commisso farà se stesso, perché da solo. Sono stato delegato io a fare come capogruppo di maggioranza, sono stato delegato a rappresentare, quindi fare i nomi anche dei consiglieri e degli assessori degli altri. Chiedo scusa un momento, lasciate che vi dia la parola, che altrimenti non viene registrata. Ok, Chiedo scusa al Presidente, sì, abbiamo un tempo ma è necessario. Se i 2 capogruppi